conoscevo bambini questa mattina che sono arrivato qui in questa comunità e all'inizio ho amato i bambini con l'amore paterno, me ne vado amandoli con l'amore del nonno, perché in effetti ho diventato nonno in questa parrocchia e forse per questo motivo che li coccolo in modo particolare, per cui per fortuna non sono qui davanti, altrimenti non avrei parlato, l'altra volta sono messo davanti, non si è messo al piedi dietro. Ecco uno degli amori che io in questa parrocchia ho molto curato, i bambini, che non nascondo mi costa molto lasciare, perché noi adulti possiamo ritrovarci facilmente, ma i bambini perdiamo la tenerezza, perdiamo il rapporto che ci aiuta a essere più buoni, a essere più trasparenti, a essere più permeabili dalla bontà di Dio e dal suo amore. Per cui dico con commozione che veramente mi porto dentro il tanto amore di tanti fratelli, ma specialmente il tanto amore dei bambini che mi accompagnerà, ma come mi sta accompagnando in questo momento che vi assicuro non è di turbamento, non è di paura, è soltanto di grandissima commozione. Voglio che sappiate che se non riesco a parlare come qualche altra volta mi è successo, oggi è proprio perché mi sono veramente provato dentro il cuore, faccio fatica a controllare la fortissima emozione che sento. Tanta cosa che voglio dire con molta chiarezza è che io ho servito la comunità. Vi dirò di più, e lo dico con forza, quasi ho preferito obbedire alla comunità che obbedire ad altri comandi. Ed è questo che, voi sapete, mi ha creato qualche difficoltà. Ho preferito obbedire alla comunità nel senso che io vedo la fede come una realtà comunionale. Sì, anch'io so che la fede è un cammino anche solitario, diceva il grande Kierkegaard che a Dio si va in solitudine, io la ripeto stessa questa espressione, ma sappiamo che la nostra fede è fondamentalmente una fede comunitaria, è fatta di testimonianze che riceviamo ed è fatta di testimonianze che siamo chiamati a rimandare agli altri, a far circolare. Se andiamo poi a leggere con attenzione il brano odierno del Vangelo che abbiamo letto, guardate che il Vangelo di oggi non ci insegna tanto a essere, come dire, a saper ringraziare. Il lebbroso guarito per il dopo, il samaritano, dice di questo Gesù: non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio. Ma gloria per Dio che cosa è? Gloria per Dio è l'uomo vivente, diceva Sant'Ireneo, per cui noi glorifichiamo Dio quando serviamo i nostri fratelli, per cui non possiamo pensare che la nostra fede possa essere qualcosa di personale, di solitario, di solistico, fatto per la nostra individualità. La nostra fede è sempre fede che funziona quando anima una comunità, quando in questa comunità la fede diventa segno del regno, diventa un messaggio che porta verso il regno di Dio. La comunità che non sia capace di essere segno e messaggio del regno non è comunità, è un'associazione che si ritrova così a fare buoni, belli atti celebrativi, magari anche ben costruiti, scenograficamente efficienti, efficaci, ma non è lì il nostro essere credenti. La nostra fede non può non essere una fede che attraverso la comunità ha una ricaduta sul territorio, sulla società, sul mondo nel quale viviamo.